buongiorno, eccoci al consueto appuntamento con l'informazione. Il conducente di un mezzo per il trasporto dei rifiuti, un uomo di 53 anni, è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale accaduto alle 5:30 di questa mattina a Valvasone Arzene, in località Ponte della Delizia, lungo la strada che dalla Pontebana porta a Valvasone. Per causa al vaglio dei carabinieri di Pordenone, l'uomo ha perso il controllo del veicolo ed è finito ribaltato in un fossato al lato della strada. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi, riferendo di avere una gamba incastrata nell'abitacolo. La Sores ha inviato sul posto un'automedica e un'autoambulanza. I vigili del fuoco hanno liberato il conducente, poi trasportato in ospedale. Mette in vendita un libro antico senza conoscerne la provenienza. È successo a Gorizia con i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, che hanno intercettato l'annuncio online e restituito il libro ai legittimi proprietari, ossia la Biblioteca Statale Isontina. Vediamo il servizio. Eredita un antico tomo da lontani parenti e lo mette in vendita online, ma i carabinieri vedono l'annuncio e contattano il compratore, non per acquistare il libro, ma per riconsegnarlo al legittimo proprietario. Gorizia è stata il palcoscenico della vicenda, che ha visto protagonisti un cittadino del capoluogo isontino, il Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dell'Arma, la Biblioteca Statale Isontina e un'edizione storica del Canzionere di Petrarca. Il libro è stato messo in vendita online da un ignaro cittadino che l'aveva ereditato, ma i carabinieri hanno notato l'annuncio online, in particolare i timbri sul frontespizio che facevano risalire il volume alla Biblioteca Magistrale Gorizia, un'istituzione che fino agli anni '80 si occupava di fornire materiale a maestri elementari e partecipanti ai corsi magistrali. L'eredità della Biblioteca Magistrale Gorizia è confluita nell'attuale Biblioteca Statale Isontina e quindi anche i libri nel corso del tempo smarriti e dispersi. I carabinieri hanno così contattato il venditore, che ha consegnato il tomo, che è stato riconsegnato ai legittimi proprietari. 3 persone sono state arrestate dagli agenti di polizia della questura di Udine per furto aggravato. Avevano saccheggiato un negozio di pellicce in centro a Udine, fuggendo con oltre 40.000 euro di bottino. Avevano forzato la porta d'ingresso per entrare nel negozio, scappando con 40.000 euro di pellicce. Protagonisti 3 cittadini stranieri, 2 serbi e un croato, che il 3 marzo avevano saccheggiato un negozio in pieno centro a Udine. Dalla questura udinese sono subito partite le indagini, che hanno permesso di identificare i 3. Solo che nessuno dei 3 malviventi risiedeva in Italia e quindi da Udine è cominciata una caccia all'uomo in tutta Europa, in particolare per uno dei 2 cittadini serbi e per l'uomo croato. Quest'ultimo è stato il primo a cadere nella rete del mandato di arresto europeo, trovato in realtà in un albergo di Mestre dagli agenti della questura di Venezia. Ben più difficile è stato rintracciare il 43enne serbo, che il 19 settembre è stato individuato in una cittadina al confine tra Croazia e Serbia. Dopo l'arresto è stato estradato in Italia per essere incarcerato. Dovranno rispondere del reato di furto aggravato. La Procura Generale ha pronunciato la sua intenzione di ricorrere contro la sentenza di primo grado che ha assolto in quanto ritenuto non imputabile Alejandro Augusto Stefan Meran dall'accusa d'omicidio dei 2 agenti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta. Lo ha detto il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo a margine della messa celebrata nel capoluogo giuliano nell'anniversario dell'uccisione dei 2 agenti. Chiaramente, ha aggiunto De Nicolo, dovrà richiedere l'esecuzione di un'altra perizia perché allo stato degli atti la conclusione della perizia depositata in primo grado non può essere diversa. Il dramma è che in questi casi è il perito che decide la sorte del processo. Per quanto riguarda i tempi, ha aggiunto il procuratore capo di Trieste, l'atto deve essere presentato entro metà ottobre, dopodiché la Corte di Assise d'Appello fisserà un'udienza probabilmente a gennaio. Se la Corte, ha osservato, riterrà di fare un'altra perizia, bisogna vedere come concluderà. È ragionevole supporre, prosegue De Nicolo, che ne venga fatta un'altra. E ancora, la materia psichiatrica è materia scientifica. Non possiamo
noi non fidarci dei periti. Il dolore per la morte dei 2 agenti, ha concluso il procuratore capo di Trieste, si rinnova quotidianamente. La ferita non si rimargina per tutti i servitori dello Stato, appartengano essi alla polizia, ai carabinieri e alla magistratura. Siamo tutti sconvolti dal pensiero che 2 giovani vite di persone capaci ed entusiaste del loro lavoro siano state stroncate così prematuramente e senza un perché, in un attimo di follia. Ogni anno in Friuli 160 donne vengono colpite da neoplasie ginecologiche che godono di meno notorietà rispetto al cancro al seno, la cui diagnosi spesso tardiva riduce l'opportunità di sopravvivenza. Nel mese dedicato alla prevenzione, l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale e l'Università di Udine hanno organizzato per domenica, nell'ambito della Barcolana, una giornata di solidarietà a fianco delle donne già operate. Ottobre è il mese rosa della prevenzione dedicato in modo particolare al carcinoma mammario, ma esistono altre neoplasie quali il tumore ovarico, della cervice uterina, dell'endometrio e vulvare, di cui sono ancora poco noti i fattori di rischio, le cui manifestazioni non vengono sempre prese nella giusta considerazione. Ogni anno in Italia ci sono circa 5.000 nuovi casi di cancro ovarico e in regione 160 donne sono affette da neoplasia ovarica. Sono i tumori femminili oncologici che sono comunque frequenti e che comunque portano ad un'importante riduzione della sopravvivenza. Bisogna imparare a riconoscere i campanelli d'allarme che il corpo invia senza mai sottovalutarne la possibile gravità. L'Università di Udine e l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale promuovono una giornata di sensibilizzazione sul tema domenica 9 ottobre nell'ambito della Barcolana. Domenica abbiamo organizzato questo evento insieme proprio alle donne che sono state operate, insieme alle donne che hanno superato questo intervento e insieme alle donne proprio per dimostrare a loro la nostra vicinanza. È un'occasione per stare insieme a loro e per dimostrare che dopo il cancro si può comunque avere una buona qualità di vita. Colto da malore mentre era in auto, un uomo di 65 anni è morto questa mattina. È stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza in transito nella zona di Ciconico di Fagagna. I sanitari hanno notato una vettura fuori strada e si sono immediatamente attivati per prestare soccorso. All'interno del veicolo, al volante, l'uomo privo di conoscenza, colto da malore. Sono stati avviati immediatamente i soccorsi, con una rianimazione che è durata per circa 50 minuti. Intanto la Sores ha inviato un'automedica da Udine e un'ambulanza da San Daniele. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'uomo. Secondo incontro nella sede delle Confapi per il programma di collaborazione con i carabinieri sui temi di patrimonio informativo, economia circolare, gestione dei rifiuti e prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata. Presenti il presidente di Confapi del Friuli Venezia Giulia Massimo Paniccia e il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Orazio Ianiello. L'incontro si inserisce nel protocollo d'intesa sottoscritto a livello nazionale tra Carabinieri e Confapi per aiutare aziende e imprenditori su temi delicati e sempre più di attualità. Ultimo appuntamento alla Tisana per Musica Cortese, il Festival internazionale di musica antica nei centri storici del Friuli Venezia Giulia. Per il Festival internazionale di musica antica svoltosi nei centri storici del Friuli Venezia Giulia a cura di Drum Sun, centro giuliano di musica antica, il Duomo di La Tisana ha ospitato il concerto conclusivo di Musica Cortese, unico festival in Italia arrivato alla 19ª edizione che focalizza l'attenzione sulla musica medievale con filo rosso La Porta del Sogno, ovvero immaginazione nel Medioevo ed immaginazione sul Medioevo. Per Drum Sun, centro goriziano presieduto da Alessandra Cossi con direzione artistica di Fabio Accurso, era l'ultimo dei 10 appuntamenti avviati assieme ad altri eventi collaterali il 9 luglio in provincia di Gorizia ed Udine, che rientrano in un percorso avviato nel 1988 al fine di sollecitare il pubblico ad un approccio sui ruoli reperibili dei repertori medievali quali sogno, utopia e invenzione del romanzo epico, con l'auspicio che siano avvertiti come proiezione immaginifica su eventi
eventi legati alla contemporaneità. Sul fascino di note d'altri tempi con suggestione trasmessa da luoghi insoliti spesso ancora poco conosciuti, Riccardo Drusi, professore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, nell'aprire la serata la tisanese ha tenuto la prolusione sul mito del Medioevo di alcune vere leggende, titolo riferito ad una festa ebraica che richiama nella fattispecie la Tisana sull'importante ruolo svolto nell'insediamento delle comunità ebraiche in Friuli. E con questo è tutto, ci vediamo fra poco nella rubrica A voi la linea. Arrivederci.